Al via ieri sera gli spettacoli al Teatro Pirandello con l'esibizione dei gruppi che partecipano al 72esimo Festival del Mandorlo in Fiore, rappresentazioni dei patrimoni immateriali dell'UNESCO. Primo gruppo a esibirsi la formazione dei Tammura di Girgenti, la Sardegna con i Tenores, quindi la Corea, la Lettonia, l'Iran, la Slovacchia, il gruppo agrigentino Sicilia Antica, poi l'Albania, la Giordania con i Beduini, la Repubblica Ceca, l'India, la Palestina e a terminare Israele. Agrigento con la festa di San Calogero è iscritta nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana sin dal gennaio del 2016. Riguarda la festa di San Calogero, a cui si dedica una lunga celebrazione dalla prima alla seconda decada di luglio. I festeggiamenti iniziano il venerdì precedente, dove i devoti compiono il viaggio in pellegrinaggio. Durante l'intera festa, presenti per l'appunto i tamburinara, che accolgono e accompagnano il simulacro del santo per tutta la festa. A seguire l'Italia, rappresentata dalla Sardegna con il canto a tenores, iscritta sin dal 2008 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale dell'umanità. Il canto a tenore si è sviluppato all'interno della cultura pastorale della Sardegna. Rappresenta una forma di canto polifonico eseguito da un gruppo di 4 uomini con voci diverse chiamato bassu, contra, boche e mesu, boche. Dal timbro profondo e gutturale, la loro arte del canto è molto radicata nella vita quotidiana sarda. Quindi la Corea è iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità a partire dal 2008. Il festival ha una cadenza annuale, viene realizzato nella città di Gangneung. Il festival comprende un rito sciamanico che rende omaggio alle divinità della montagna e a numi tutelari maschili e femminili. La Lettonia viene iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale nel 2008 con le canzoni celebrative e danze del Mar Baltico. Questa espressione culturale è contenitore e vetina per la tradizione regionale dell'arte popolare. Questi grandi eventi richiamano per diversi giorni circa 40.000 cantanti, ballerini e vi partecipano cori amatoriali e gruppi di danza. L'Iran Repubblica Islamica rappresenta l'arte drammatica del Tazei, un'arte rituale che racconta gli eventi religiosi, racconti storici e mitici, racconti popolari. Ogni performance ha 4 elementi, poesia, musica, canto e movimento, si esibiscono solo uomini. È iscritto al patrimonio culturale immateriale dell'umanità dal 2010. Quindi la Slovacchia, presente per la musica di Terkova. Terkova è un villaggio del nord-est rinomato per la sua musica vocale e strumentale collettiva eseguita da 3, 4 o 5 membri di ensemble, d'archi con un piccolo basso a 2 corde, fisarmonica diatonica e può anche essere accompagnata da canto palifonico. È combinato con danze popolari e iscritta nella lista del patrimonio immateriale nel 2013. Quindi è stata la volta di un gruppo agrigentino, Sicilia Antica, che ha ben rappresentato le tradizioni siciliane, eseguendo 3 brani della nostra cultura folcloristica, particolarmente apprezzato dalla platea. L'Albania è iscritta alla lista di patrimonio immateriale per la sua tradizionale musica iso-polifonica albanese. Il termine iso, legato alla musica sacra bizantina, si riferisce al ronzio, all'accompagnamento del canto polifonico. Questa musica accompagna i vari eventi sociali, come le celebrazioni religiose, i funerali, i matrimoni, particolarmente belli i costumi tradizionali albanesi. Quindi è stata la volta della Giordania, iscritta al patrimonio culturale immateriale nel 2008, per i loro spazi culturali dei Beduini, Petra e Wadi Run. I Beduini sono comunità stanziali e nomadi che vivono nella parte meridionale della Germania, in zone semiaride e desertiche. La loro tradizione si esprime con poesie, racconti e canzoni popolari legati a particolari luoghi e alla storia di queste comunità del deserto. La Repubblica Ceca è iscritta al patrimonio immateriale nel 2011 per la cavalcata del Re, un ballo che si svolge durante la primavera e fa parte delle tradizioni di Pentecoste in una particolare zona, come la città di Ulk e Kunovice. Un gruppo di giovani cavalca attraversando il villaggio in corteo cerimoniale ed è capeggiato da cantori e paggi che proteggono il re. Quindi la nazione indiana, con canti, balli e danze popolari di Kabeloya del Rajasthan, iscritta nella lista nel 2010, canti e balli, espressioni del mondo di vita della tradizione della comunità di Calbelia, una danza che si evolve in modi creativi e nuovi. Le donne ballano volteggiando su se stessi, facendo fluttuare una gonna, replicando i modi del serpente, costumi molto appariscenti di grande effetto scenografico. Quindi la volta della Palestina con la sua danza, il gruppo di Bokun presente è uno dei più famosi, che sta ottenendo molti risultati a livello internazionale.
Il gruppo offre spettacoli della danza basati sulla musica popolare palestinese, sviluppandosi in contesti artistici e integrati che abbracciano la vera anima araba. A terminare la prima al Teatro Pirandello dopo la Palestina non poteva essere che la nazione di Israele con il gruppo di giovani denominato EVI, che ha come obiettivo quello di promuovere e sviluppare tutte le forme di spettacolo amatoriale attraverso compagnie di danza, vocali e complessi musicali. Uno spettacolo, quello di ieri sera, un po' diverso da quelli visti finora, un gruppo di giovani che hanno eseguito nuovi percorsi musicali più in linea con il moderno e il contemporaneo, dopo tanti danze, balli e musiche tradizionali proposte.